Tornano a colorarsi di rosa le montagne di Auronzo di Cadore, non solo per il fenomeno che al tramonto trasforma le Dolomiti in quel meraviglioso spettacolo famoso in tutto il mondo. Torna, pur con tutte le precauzioni anti-Covid, Dolomitiche, la montagna delle donne, rassegna di eventi al femminile che prenderà il via il prossimo 28 agosto. Una rassegna di eventi che portano a conoscere la montagna con occhi femminili. 4 fine settimana di iniziative che legano sport, cultura, spettacolo a solidarietà e promozione del territorio delle Dolomiti, il tutto con uno sguardo al femminile. Weekend dedicati al percorso di benessere con Nordic Walking, ma anche con tematiche a livello di consulenza nutrizionista, oncologo, personal trainer. È un festival importante che ci permette di far conoscere il nostro territorio, il paese delle Tre Cime di Lavaredo e dei Tre Laghi, di prolungare anche la stagione turistica fino a fine settembre e di rendere le donne protagoniste di 4 weekend. Importante il contributo della Questura di Belluno con iniziative per il contrasto della violenza di genere ed il bullismo. Abbiamo colto subito come questura la possibilità di intervenire in maniera consistente per una serie di tematiche che riguardano in special modo la violenza di genere, la possibilità di ascolto, il bullismo e comunque la presenza femminile, il sostegno alla presenza femminile.